Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. La presentazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio inizia da Bevilacqua. Il 26 ottobre si è svolta la grande cena di gala Oro Rosso, organizzata dai consorzi di tutela Arcole Doc e Merlara Doc e dal Castello di Bevilacqua, in collaborazione con alcune delle più importanti realtà enogastronomiche del territorio. La serata è stata una celebrazione di quei prodotti del territorio contraddistinti dallo stesso colore, il rosso appunto. Rosso come la passione, come il radicchio di Veroni GP e l'immancabile prosciutto veneto Berio Coeganeo, come il padrone di casa, il vino rosso nelle sue molteplici sfumature. Con grande piacere ospitiamo qui questa sera una serata intitolata Oro Rosso perché abbiamo di prezioso i rossi più famosi di Verona, il rosso del radicchio rosso di Verona, il rosso del vino d'Arcole di Merlara, il rosso del prosciutto veneto DOP che coinvolge anche un'area di Montagnana, e quindi proprio per festeggiare questi prodotti famosi del territorio questa serata sarà dedicata sia dal punto di vista del menù che dal punto di vista della promozione al rosso di Verona. All'evento erano presenti le autorità politiche ed economiche dell'est veronese e della bassa padovana, dai cui interventi sono emerse le specificità delle produzioni agricole del territorio. Importanti le iniziative come queste presentate in questa serata, dove abbiamo i prodotti del territorio che legano il territorio stesso. Su Montagnana chiaramente devo fare per forza un appunto su quello che è l'importanza del prosciutto crudo dolce, prodotto che veramente in questi ultimi anni in modo particolare è decollato sotto i numeri della produzione in modo significativo. Questa sera ha un significato importantissimo perché prosciutto crudo del consorzio Berio Coeganeo e radicchio della nostra zona, del nostro territorio, così chiamato Oro Rosso. È un connubio perfetto perché è di una delicatezza straordinaria e assieme secondo me farà anche molta strada, perché vediamo tutti i migliori gastronomi tendono a fare questo abbinamento. Il prosciutto poi è delizioso come sempre e puntiamo ad avere una qualità sempre migliore con un grado di dolcezza elevato. Il re della serata è stato il vino, Marzemino, Raboso, Rosso e Nero d'Arcole, per chiudere con il Brumaio, magnificamente presentati dalla sommelier Daniela Soncini. Ognuno di questi vini ha accompagnato magnifici piatti preparati dagli chef del Castello di Bevilacqua. Il consorzio del Merlara Doc quest'anno festeggia il 10° anno dalla nascita. Praticamente con l'evento del Vinitaly abbiamo presentato un libro per evidenziare la storia e la caratteristica della nostra DOC, e in modo particolare abbiamo fatto sì che abbiamo avuto la collaborazione di alcuni ristoranti del nostro territorio, in cui abbiamo fatto un abbinamento prodotti tipici del nostro territorio e i vini del Merlara Doc. Quella al Castello è stata solo la prima serata di degustazione. Ne verranno effettuate una quarantina da ottobre 2011 a febbraio 2012, in tutto l'est veronese e nella bassa padovana. Un'occasione da non perdere per gustare le nostre terre grazie ai suoi sapori più tipici.